Le associazioni ambientaliste intensificano le attività per bloccare il progetto rigassificatore di Zaule, una decisione maturata dopo la recente notizia che l'impianto è stato incluso nella lista dei progetti prioritari europei. Se la lista venisse confermata non ci sarebbero ostacoli per realizzare entrambi i progetti, anche quello offshore. L'organizzazione Alpe Adria Green ha oggi convocato una conferenza stampa. La lista dei progetti prioritari di interesse comune potrebbe venire approvata dalle istituzioni europee già tra poche settimane e nell'elenco è incluso pure il rigassificatore di Zaule. Con questa novità le organizzazioni ambientaliste aumentano la pressione, ora con una petizione online. Purtroppo le iscrizioni sono, direi, poche e perciò appelliamo ai giornalisti, ai media, all'opinione pubblica di aggregare, di aiutare perché questo non succeda. L'appello di Alpe Adria Green è stato lanciato stamane nel corso di una conferenza stampa con il sostegno di omologhe organizzazioni. Poco attiva, hanno detto, è la scena politica. Ma per me ci sono grossi interessi che vanno oltre la questione ambientale e di sicurezza. Però questo è un problema politico, ecco. Per cui noi dobbiamo sollecitare i nostri politici affinché blocchino definitivamente questo progetto e anche il progetto offshore. Secondo Alpe Adria Green, se la lista dei progetti prioritari otterrà luce verde, il veto della Slovenia non avrebbe alcun peso perché il rigassificatore di Zaule è in territorio italiano. E conta ben poco anche la sospensione per 6 mesi decisa dall'ex ministro Clini per l'ambiente. Non si è risolto comunque niente, perché comunque il progetto rimane là in stand-by. Ecco, devono trovarle tra Gas Natural mettersi d'accordo con le autorità portuali. È una cosa che non succederà mai. Certamente siamo amareggiati vedendo a quale livello si sono ridotte le istituzioni comunitarie, che cedono alle pressioni delle lobby delle energie, ma non solo, ovviamente, e che riducono drasticamente i diritti democratici dei propri cittadini. Se necessario, hanno detto, ricorreremo anche alle istituzioni al di fuori dell'Unione Europea, pur di far rispettare il diritto internazionale vigente. Peticijo proti terminalom je doslej podpisalo zgolj 300 ljudi. Kar pomeni, da je vsaka pritožba, tudi okoljevarstvena, nična. Okoljevarstveniki ponovno opozarjajo na grožnjo plinskega terminala v Žavljah pri Trstu. Potrditev projekta bi pomenila izgubljen boj za čistejše okolje v Tržaškem zalivu. Edino orodje, ki jim še preostane, je peticija. Za to, da jih bo Evropska komisija slišala, potrebujejo 1 milijon podpisov. Do zdaj so jih zbrali 300. Trenutno je podpisov manj kot 300, časa je malo. Če bo žaveljski terminal skupaj s pripadajočim plinovodom junija oziroma v začetku julija dokončno potrjen kot prioritetni evropski projekt, bo vse izgubljeno in stroji bodo zagotovo zabrneli, se bojijo okoljevarstveniki. Kar pomeni, da je vsaka pritožba, tudi okoljevarstvena, nična in tudi Slovenija nima veta proti takim odločitvam. Sprašujejo se tudi o razlogih bruseljskih politikov, da v primeru terminala Žavlje upoštevajo le energetsko-ekonomske vidike. Kaj pa to pomeni za ljudi, ki tu živijo in kako bi to vplivalo na lokalni turizem, pa kot pravijo, Evropske unije ne zanima. Ci sono grossi interessi che vanno oltre la questione ambientale e di sicurezza. Però questo è un problema politico, ecco. Per cui noi dobbiamo sollecitare i nostri politici affinché blocchino definitivamente questo progetto. Poleg vseh okoljskih vplivov, na katere opozarjajo strokovnjaki iz obeh strani meje, torej od uničenja življenja v Tržaškem zalivu pa do ekonomskih vplivov, namreč gre za ekonomsko vojno, torej izničiti obe pristanišči in preusmeriti blagovne tokove drugam. Obisk Vladimirja Putina, ki naj bi se jeseni mudil v Trstu v okviru italijansko-ruskega meddržavnega vrha, pa po mnenju predstavnikov Alpe Adria Green potrjuje ugibanja o velikih apetitih Rusov po poceni energentih. Skrbijo jih načrti za plinovode pod zemljo, ki naj bi stekli tudi skozi območje Triglavskega narodnega parka, kar je ob novici ruskega obiska zanje le še en razlog za rdeči alarm.